Per il G20 Venezia città aperta e pronta ad accogliere anche chi dissente. Così il prefetto H. Corner nel corso del punto stampa per illustrare i dettagli tecnici ed operativi del meeting internazionale. La città non può essere chiusa, noi abbiamo fatto questa scelta proprio per la città, una città aperta, una città accogliente come lo è sempre stata. Oltre 1500 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine a garanzia della sicurezza via terra anche con i Baschi Verdi in concorso con i reparti esterni delle varie forze dell'ordine, via mare con l'arrivo di un pattugliatore dotato di team specializzati e dei sub dei reparti speciali da Genova, via aerea con il rinforzo di ulteriori 2 elicotteri in grado di trasmettere immagini in diretta alla sala operativa dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Carabinieri, polizia, capitaneria, guardia di finanza, polizia locale con vigili del fuoco e ULS 3 avranno un'unica casa comune, la Smart Control Room al Tronchetto, sotto la direzione tecnica del questore Mascio Pinto. Loro ci hanno prestato la loro casa e questo non è poco. Abbiamo condiviso. No, prestato all'organizzazione Sì, certo. della loro casa, e lì condivideremo tutte le attività legate alla sicurezza. Venezia per l'occasione sarà divisa in 4 fasce colorate, viola, arancio, giallo e verde, distinte in base a divieti e limitazioni alla circolazione di imbarcazioni e persone, con gli 87 residenti dell'Arsenale, dove si terrà il summit, che dovranno obbligatoriamente spostarsi da e per casa muniti di pass da esibire ai posti di blocco, al pari di commercianti e ristoratori dell'area. Simbolicamente non c'è una zona rossa. Ci sono delle limitazioni per alcune categorie di mezzi e ci sono delle limitazioni in determinati orari.